Allora, Marghiolei Ioanna Claudia, è assente. È presente l'avvocato Borbon in sostituzione dell'avvocato Chiappero. Grazie. Ma lei non è anche codifensore? Sono anche il codifensore, sì. Okay. Anche in sostituzione dell'avvocato Chiappero. Perfetto, grazie. Marizzonti Lisney non è presente. Avvocato Di Natale. Buongiorno Presidente, avvocato Forconi in sostituzione per delega orale. Grazie. Berardi Iris è assente. Avvocato Buondonno. Berlusconi Silvio assente. Avvocato Cecconi anche per l'avvocato Coppi. Cipriani Daltorio Francesca è assente. Avvocato De Giorgio. Chi è che sostituisce? Avvocato Pirro, grazie. De Vivo Concetta non è presente. Avvocato Mascalchi, presente. De Vivo Eleonora, idem. El Marug Karima non è presente. L'avvocato Boccardi pensa. Ecco, grazie. Avvocato Boccardi. Fagioli Barbara è assente. Avvocato Siniscalchi. Avvocato Forconi in sostituzione per delega orale. Grazie. Ferrera Manuela, assente. Avvocato Pirro, presente. Ferrera Marianna, idem. Garcia Polanco, non è presente. L'avvocato Cassamagnaghi è presente. Giuliante Luca, non è presente. Avvocati Giarda e Franchini, non è presente nessuno. Avvocato Pirro d'ufficio. Scusi, era proprio dietro, non la vedevo. Scusi, avvocato Giarda anche per l'avvocato Franchini. Guerra Barbara non è presente. Avvocato Gianantuoni presente. Losi Simonetta non è presente. Avvocato Melegari anche per l'avvocato Giorgio. Pedrini Luca è assente. Avvocati Righi e Pantano entrambi sostituiti per delega orale dall'avvocato Forconi. Grazie. Puricelli Giorgio è assente. L'avvocato Raimondi. Grazie. Risso Luca non è presente. Avvocati Costa e Tortorelli entrambi presenti. Rossella Carlo è assente. L'avvocato Malavenda. Sostituisco io, avvocato Melegari, grazie. Rossi Maria Rosaria non è presente. Avvocati Pino e Alecci. Li sostituisco entrambi io, avvocato Melegari, grazie. Scorchina Raissa non è presente. L'avvocato Palumbo, sostituito d'ufficio dall'avvocato Pietro. Sorcinelli Alessandra non è presente. L'avvocato Liguori, sostituito d'ufficio dall'avvocato Pirro. Trevaini Silvia è assente. Avvocati Ardia e Berra. Avvocato Berra anche per avvocato Ardia. Grazie. Bisani Ioana è assente. Avvocati Chiesa e Laudante per delega orale. Espinosa Aris è assente. L'avvocato Chiesa come sopra. Rigato Giovanna è assente. Avvocati Viazzo e Gerunda. Avvocato Pirro d'ufficio. Totti Elisa, assente. Avvocato Chiappero. Avvocato Borbon per avvocato Chiappero. Grazie. Loddo Miriam è assente. L'avvocato De Giorgio anche, quindi è sostituito d'ufficio dall'avvocato Pirro. Buonasera Roberta è assente. L'avvocato Tizzani. Avvocato Borbon. Grazie. Grazie. Parti civili, Presidenza del Consiglio. Buongiorno. Battilana Ambra, non è presente nessuno. Allora, preliminarmente avete ricevuto la PEC con cui veniva dato atto che nel verbale della scorsa udienza c'è stato un errore materiale riguardo all'Aula e quindi disponiamo la correzione del verbale, ovviamente è un errore materiale, e quindi l'Aula oggi era Bunker 2 e non Bunker 1, e mentre il 15 febbraio è Bunker 1 e non Bunker 2. Va bene, detto questo, sentiamo se ci sono difensori che vogliono replicare. Per la parte civile sì, avevo soltanto una piccolissima precisazione in relazione al reato di corruzione in atti giudiziari e dalla interpretazione che è stata offerta dalle difese in questo procedimento della portata dell'articolo 319 ter. Le difese muovono le proprie mosse
dalla sentenza Mills, la sentenza della Cassazione a sezioni unite del 2010, per trarre alcune conclusioni che a mio modo di vedere sono del tutto infondate e non trovano una giustificazione né nel disposto della sentenza Mills né in quanto previsto dalla legge. La sentenza Mills, come tutti sappiamo, intanto è stata una sentenza che ha, diciamo, ampliato nell'ambito di quello che è consentito dalla lettera della legge il reato di corruzione in atti giudiziari, arrivando anche alla condanna di Mills, non al reato per quanto riguarda la pena prevista dal reato, perché il reato all'epoca era prescritto, ma certamente al risarcimento dei danni, tant'è vero appunto che la condanna inflitta in primo grado e poi in secondo a carico di Mills venne confermata dalla sentenza a sezioni unite. Ma cosa dice la sentenza a sezioni unite dovendo interpretare la portata dell'articolo 319? Innanzitutto dice una cosa sacrosanta, che è l'interpretazione dell'articolo 319, che è un articolo particolarmente importante all'interno dei reati contro la pubblica amministrazione, perché viene a tutelare quella funzione particolare che è l'esercizio della funzione giudiziaria, tant'è che originariamente era prevista come un aggravante, ma poi fu indicato come un titolo autonomo. Questo articolo deve essere interpretato, banalmente dicono le sezioni unite, in base a quello che è il tenore letterale. Ora, il tenore letterale dell'articolo 319 ter richiama esattamente la fattispecie di cui gli articoli 318 e 319. Il 318 dice che è corruzione, e quindi poi è corruzione anche in atti giudiziari, il fatto di chi indebitamente riceve o consegna o accetta semplicemente la promessa di denaro di un'altra pubblica utilità. Quindi la condotta del reato di corruzione e per il richiamo del 319 del reato di corruzione in atti giudiziari è il semplice accordo tra le parti per sviare, nel caso dell'articolo 319 ter, la giustizia. Non ci sono altri elementi necessari perché il reato di corruzione in atti giudiziari si completi e venga a consumarsi. Quindi basta anche semplicemente il semplice accordo per svendere quella che è una funzione collegata all'esercizio dell'attività giudiziaria. Quindi questo richiamo alla sentenza Mills, che correttamente indica la necessità di stare e ancorarsi a quello che dice la legge, e questo richiamo contenuto nell'articolo 319 ter alla fattispecie prevista dall'articolo 318 fa sì che debba essere sanzionata semplicemente o la ricezione di denaro e lo scambio di denaro o altra utilità, o comunque semplicemente l'accordo finalizzato a compiere un'attività contraria a quello che è l'ordinato e il corretto esercizio della funzione giurisdizionale. Nell'ambito di questo poi, e quindi questo è un principio assolutamente fermo, si innesta un discorso che è stato richiamato dalle difese e che è stato contenuto in via del tutto incidentale nella sentenza delle sezioni unite. Questo si poneva quindi il problema della qualifica del testimone e quindi se fosse necessario che un soggetto fosse testimone, avesse testimoniato per poter essere imputato del reato di cui all'articolo 319 ter. Ora, la questione viene esaminata dalle sezioni unite esclusivamente per inciso, perché poi non c'è una decisione su questo. Si dice noi, Corte di Cassazione, non dobbiamo decidere su questo perché si tratta di una valutazione comunque di merito. Ma quello che invece nel dire tutto questo dicono le sezioni unite è che non c'è obiettivamente per quanto riguarda il reato di corruzione in atti giudiziari una scriminante simile a quella prevista per la falsa testimonianza dall'articolo 384 secondo comma. Questo è un dato di fatto, quindi tutta la questione che abbiamo discusso, che avevamo affrontato la Procura e molto più sinteticamente io ormai 8 mesi fa quando avevamo rassegnato le nostre conclusioni, è una questione che può riguardare il reato di falsa testimonianza, ma non può riguardare il reato di corruzione in atti giudiziari, perché non c'è nel nostro codice una scriminante anche per quel reato.
E la scriminante ovviamente dovrebbe essere prevista espressamente, laddove invece il tenore letterale della norma è un tenore assolutamente preciso, perché il 319 richiama il 318 e basta l'accordo. Non essendoci, quindi, non è possibile discostarsi insomma da questo principio, e non è possibile applicare tutte quelle conseguenze che si vorrebbero applicare nel processo in questione alla falsa testimonianza in relazione anche al reato di corruzione in atti giudiziari. Ritengo che sia un principio assolutamente fermo sotto il profilo anche giuridico, né ci si può appellare, come ho letto nella memoria delle difese, semplicemente a degli incisi della sentenza che, non avendo comunque deciso sulla questione se il reato di corruzione in atti giudiziari possa essere comunque configurato anche in assenza di una scriminante precisa, non avendo deciso non fa comunque neanche stato, perché la questione è stata affrontata soltanto incidentalmente, e peraltro riportando comunque nelle parti in cui si dice che potrebbe essere un'ipotesi non tipizzata, quindi mancherebbe l'elemento tipico del reato, riportando soltanto autorevole dottrina che comunque è smentita da quella interpretazione letterale che invece la Cassazione Sezioni Unite impone come poi per Ernesto è abbastanza ovvio e banale, come metodo di interpretazione necessario. Del resto, quindi ritengo che questo sia anche sufficiente insomma per risolvere il problema e risolvere la questione, nel senso che il reato di corruzione in atti giudiziari possa certamente essere configurato e applicato nel caso di specie. Del resto, portando a estreme conseguenze anche quello che è il ragionamento che fanno le difese, per cui in realtà bisognerebbe che ci fosse una qualifica di testimone già esercitata, tant'è vero che addirittura si sposterebbe il momento in cui la qualifica di testimone viene ad essere realizzata, e quindi in cui si verificherebbero le condizioni per il realizzarsi del reato al momento del giuramento. E qui banalmente mi ponevo un problema di reato impossibile. È veramente impossibile che dopo che il testimone abbia giurato, se non nel caso in cui, si fa una pausa per qualsiasi motivo e a questo punto l'imputato riesce ad avvicinare il testimone e riesce a corromperlo. L'accordo, se dovesse avere anche questi requisiti, sarebbe veramente impossibile, ma certamente non è questo l'elemento fondamentale delle mie riflessioni, ma l'elemento fondamentale è che proprio la lettera della legge non consente di arrivare a queste conclusioni, proprio perché quello che viene punito e quello che è il disvalore è anche semplicemente l'accordo. Infatti il 318 dice chi riceve denaro o anche semplicemente si accorda per lo scambio, quindi c'è la disgiunzione che è un elemento imprescindibile. Basta l'accordo, quello che succede dopo può rilevare eventualmente ai sensi del 384 secondo comma per quanto riguarda la falsa testimonianza, e qui mi richiamo comunque alle osservazioni che avevamo fatto sia io sia la Procura, ma certamente non può invece estendersi anche al reato di corruzione in atti giudiziari, perché manca una scriminante specifica. Era soltanto una precisazione a cui tenevo però particolarmente, proprio perché il reato di corruzione in atti giudiziari è un reato appunto contro la pubblica amministrazione, quindi vede lo Stato interessato alla costituzione di parte civile, ma è un reato che viene considerato particolarmente grave e offensivo proprio per il corretto svolgimento di quella che è la funzione giurisdizionale, che ovviamente è una delle più alte che vengono svolte all'interno dello Stato, e al riconoscimento anche costituzionale. Grazie. Grazie a lei. Difensori, chi vuole intervenire? Avevamo detto che salvo accordi vostri diversi procedevamo secondo l'ordine alfabetico del Sì, grazie Presidente. Se c'è l'accordo anche delle altre difese, prenderei parola io per primo. Prego. Per la verbalizzazione Avvocato Cecconi nell'interesse del dottor Silvio Berlusconi. Non nascondo, signor Presidente, signori del Tribunale, che come difesa Berlusconi, insieme con il professor Coppi, approssimandosi la data di quest'udienza, ci eravamo domandati più volte se fosse necessario o anche solo opportuno procedere con alcune anche brevi osservazioni in sede di controreplica. E credo che possiamo serenamente dare questo tipo di risposta. Non era necessario, perché
sommessamente riteniamo che le argomentazioni esposte anche in sede di replica da parte dei signori pubblici ministeri non vadano a confutare la bontà delle argomentazioni difensive che abbiamo esposto in sede di discussione orale e scritta, ma certamente poteva e può essere opportuno svolgere delle puntualizzazioni a fronte di quanto abbiamo sentito alla scorsa udienza. E allora parto dall'incipit di quello che è stato l'intervento del signor pubblico ministero, che probabilmente tutti noi ben ricordiamo, incipit nell'ambito del quale, testualmente riprendo proprio le espressioni usate dall'ufficio di procura, si imputa, si contesta a questa difesa, esplicitamente a questa difesa, di richiedere a codesto illustrissimo tribunale di pronunciare una sentenza con cui si eluda in tutti i modi il merito delle contestazioni. Così è stato detto. E ancor più si è detto una sentenza dribbling, una sentenza che dribbli in tutti i modi l'esame delle prove nel merito. Per dovere di completezza, pagina 16 seguenti delle trascrizioni dell'udienza 21 dicembre 2022. Ora, credo che al di là del dato suggestivo così espresso dall'ufficio di procura, sia quantomeno ingeneroso affermare, somministrare al Tribunale una simile indicazione. Non fosse altro per un dato assolutamente inconfutabile, ovvero sia che questa difesa ha depositato oramai da mesi una memoria di più di 300 pagine e, a parte le prime 60, nelle successive, punto su punto, elemento di prova su elemento di prova, noi si è proceduto nel merito a confutare tutti gli elementi esatti e contrari che sono stati offerti dall'ufficio di procura ad asserito supporto e con prova della propria prospettazione accusatoria. Ma vi è di più. Ricorderete che in sede di discussione più di una volta mi sono soffermato sul rischio che un accertamento doveroso, legittimo, in ambito penale, vada a sfumare una verifica compiuta degli elementi tipizzanti la fattispecie obiettiva del reato, a maggior ragione di un reato così importante in termini di tecnicità, per lasciare invece spazio esclusivamente a una sorta di giudizio morale, con tutto quello che ne deriva in termini di polverizzazione di una puntuale forma di verifica e accertamento che di tutti gli elementi costitutivi del reato deve essere certamente sempre, e quindi anche in questo caso specifico, essere svolta. E allora, al di là del riferimento forse anche un po' pavloviano al dribbling, ricordiamoci che erano appena finiti i mondiali e magari l'ufficio di procura era stato saturato anche dalla visione dei partite che caratterizzavano in tutti i modi e a tutte le ore le trasmissioni televisive, non vi è stata nessuna forma di dribbling da parte di questa difesa. E a questa prima forma di espressione di sorpresa non se ne può che associare un'altra, perché subito dopo aver sentito dire che abbiamo cercato di dribblare una decisione puntuale che vada ad analizzare tutti gli elementi nel merito di questo processo, l'ufficio di procura al dribbling ha poi cercato, e giuro è l'ultimo riferimento calcistico, cosa che poi non è che mi appassioni, di fare una rabona, perché l'ufficio di procura avanza, a me non era mai capitato di vederlo o di sentirlo prima, in sede di replica
una richiesta quantomeno curiosa, una richiesta volta, questa sì, a eludere uno specifico provvedimento emesso dal Tribunale, l'ordinanza ben famosa del 3 di novembre del 2021, nella misura in cui l'ufficio di procura chiede esplicitamente che vengano acquisiti in questa specifica, peculiare fase processuale tutti i documenti contenuti nel faldone 5 dell'attività di indagine, come se una simile richiesta fosse lecita, consentita e ammissibile. Viene fatta questa richiesta, viene fatta a voi, signori del Tribunale, questa richiesta da parte dell'ufficio di procura, per meglio consentirvi di procedere alla revoca, così è stato scritto, della stessa ordinanza. Ora non mi soffermerò certamente sulle argomentazioni in diritto che abbiamo già espresso per iscritto e anche verbalmente, a fronte delle quali riteniamo inammissibile la richiesta di revoca dell'ordinanza. Lo abbiamo già detto, sarebbe veramente una ripetizione fuori luogo. Però qui vi è un quid pluris, per come è espresso dall'ufficio di procura, su cui qualche osservazione in più, nuova, debba essere, io ritengo, da questa difesa svolta. Perché non c'è dubbio che è una richiesta irrituale, irricevibile, ma tecnicamente, quindi da un punto di vista strettamente giuridico, che non può avere alcuna forma di addentellato che ne possa consentire l'accoglimento. In primo luogo perché esiste una norma in un'altra fase del processo, in sede di istruttoria dibattimentale, che consente la devoluzione indiscriminata di atti di documenti processuali al Tribunale. È l'articolo 493,3 che prevede il consenso espresso da accusa e difesa, tutte le difese, in modo tale che venga a essere veicolato nel fascicolo del dibattimento il contenuto di atti che altrimenti non potrebbero entrare. Ma vi è di più. Non si può neanche, non lo è stato detto esplicitamente, ma non si può neanche pensare che possa trovare accoglimento la diversa disposizione che ha ben altre finalità prevista dall'articolo 523,6 del nostro codice processuale di rito. Perché è certamente vero che questa norma consente al Tribunale, in caso di assoluta necessità, di procedere con la interruzione delle discussioni e la riapertura del dibattimento, ma vi è fior di dottrina e anche giurisprudenza che ne ha individuato correttamente il perimetro applicativo. E questo perimetro applicativo evidentemente si riferisce a una impossibilità assoluta, quindi proprio a livello di extrema ratio da parte del Tribunale, che non è in grado di, sulla base del materiale sin qui raccolto, pervenire a una sentenza nel merito, di svolgere quelle che sarebbero delle attività entro certi limiti equivalenti a quelle facoltizzate dall'articolo 507. Ma allora l'ambito applicativo è evidentemente diverso, perché qui non parliamo di una impossibilità di pervenire a una valutazione nel merito riguardo ai fatti oggetto di prospettazione accusatoria, per come racchiusi nel capo di imputazione. Ci si riferisce a una questione di natura processuale che tra l'altro non è stata presa a cuor leggero da parte di questo Tribunale, perché lo abbiamo detto, l'abbiamo richiamato, l'abbiamo ricordato in tutti i modi, si tratta di un'ordinanza meditata che è stata assunta circa 2 anni dopo la formalizzazione da parte di questa difesa e che è stata assunta non 2 anni dopo perché ci si è dimenticati riguardo alla formalizzazione dell'istanza, ma perché soltanto 2 anni dopo, per tutta una serie di ragioni anche legate agli impedimenti a prendere parte al processo da parte del mio assistito, impedimenti di salute, si era esaurita la prima e più significativa e sostanziosa parte dell'istruttoria dibattimentale, allorché era stato sentito l'ultimo dei testimoni dedotti in lista dall'ufficio di procura. E quindi è evidente che
che non vi è nessuna forma di pregiudizio, nessuna forma di limitazione su quello che è lo spettro conoscitivo a fronte del quale il Tribunale ha espresso in modo estremamente meditato e ragionato il proprio convincimento. E qui forse posso fare una divagazione in modo tale da ricomprendere anche delle argomentazioni che vado ad esporre a confutazione di quanto ho sentito svolgere dall'Avvocato dello Stato, parte civile costituita. Perché se noi leggiamo quell'ordinanza e leggiamo attentamente gli articolati passaggi che ne caratterizzano il processo decisionale attraverso i quali si è pervenuti alle valutazioni conclusive riguardo allo status di alcuni soggetti che hanno reso dichiarazioni, quelle dichiarazioni che poi potenzialmente potevano essere rilevanti perché integranti la qualifica di pubblico ufficiale da parte del soggetto che andava a renderle in sede dibattimentale, ebbene allora ci rendiamo conto che il riferimento puntuale, preciso, alla sentenza Mills Sezioni Unite, già contenuto in quell'ordinanza, non è altro che quello stesso contenuto che poi noi abbiamo, anche qui lo si consente la ripetizione, sommessamente cercato di somministrare a questo Tribunale in termini di massima forma di obiettività, proprio specificando e valorizzando quegli elementi che nella sentenza Mills vi sono. E non ho problemi a dire che è pacifico che la sentenza Mills tratti come argomento principale quello che era stato devoluto in sede di sezioni unite, il problema altro, diverso e distinto della configurabilità del reato di cui è l'articolo 319 ter in quei casi in cui non si parla soltanto di corruzione antecedente ma anche susseguente, ma è altrettanto pacifico che in quelle circa 45 pagine che caratterizzano la sentenza Mills sono stati trattati, e come trattati, tutta una serie di altri argomenti di enorme rilievo, tra cui anche la particolare significatività del momento di effettiva iscrizione nel registro di notizie di reato, che non può essere fatto oggetto di nessuna forma di arbitrio e di mera discrezionalità da parte dell'ufficio di procura, che non può non riverberare effetti ed effetti particolarmente significativi ai fini di consentire una valutazione ex post, ora per allora, riguardo alla eventualità che il soggetto dichiarante fosse di fatto, de facto, già soggetto indagato, con quindi la deprivazione ab origine di tutte le sue prerogative processuali tipiche del soggetto sottoposto ad indagine. E che questo sia stato esplicitamente trattato nella sentenza Mills è un dato oggettivo che non può essere fatto oggetto di confutazione. Non può essere fatto oggetto di confutazione da parte neppure dell'avvocato dello Stato nei termini che sono stati esposti. E allora non si dica che quella sentenza non ha rilievo, che l'indicazione è contenuta in via incidentale. Non è contenuta in via incidentale, è contenuta in un altro degli argomenti oggetto di devoluzione, non quello specifico che ne aveva determinato la sottoposizione alle sezioni unite, e ancorché fatto oggetto di rigetto, perché si riteneva che il processo valutativo, che in quel caso aveva ritenuto non sussistere un pregiudizio in ordine al soggetto dichiarante che non poteva essere considerato già all'epoca sottoposto ad indagine nell'ambito di un procedimento connesso, riverbera effetti certamente rilevanti ai fini delle valutazioni che devono orientare i tribunali, i giudizi di legittimità, su situazioni consimilari come quella che per l'appunto abbiamo nel caso specifico in questo processo. E allora
tutto quello che è stato detto oggi e che ho sentito, anche i riferimenti all'articolo 384, che pacificamente nel comma secondo non è riferibile se non al reato di falsa testimonianza e non al reato di corruzione in atti giudiziari, non hanno alcuna forma di significatività e di ospitalità nell'ambito di questa vicenda e delle questioni che abbiamo devoluto all'attenzione di questo Tribunale, perché quello che rileva fortemente e secondo noi in maniera dirimente, con buona pace anche delle argomentazioni in merito che noi avremmo dribblato, è che la Cassazione suggerisce, indica, legittima la possibilità, o meglio ancora, la doverosità di una verifica ora per allora da parte del Tribunale chiamato a verificare lo status del soggetto che all'epoca aveva reso delle dichiarazioni testimoniali e che magari queste dichiarazioni testimoniali tali non erano. E quindi, al di là del fatto che pacificamente il 384 comma secondo non si applica al reato di corruzione, si indica un elemento che può essere considerato un accorgimento, può essere considerato un'interpretazione in grado di eliminare questo vulnus di carattere normativo, ma che comunque è perfettamente aderente a quella che è l'interpretazione che noi abbiamo sottoposto a questo Tribunale. Per finire ed esaurire, vi è continuità in realtà con quello che poi era il mio intervento idealmente immaginato, con quanto è stato espresso dall'avvocato di parte civile oggi. Mi limito a dire che noi abbiamo richiamato nella memoria tanto la dottrina, tanto la giurisprudenza, e siamo i primi ad aver detto che prendiamo le distanze da quanto detto da illustre dottrina. Il riferimento era specifico a Tullio Boscarelli e ai suoi studi di oramai più di 50 anni fa, per quanto assolutamente ancora dotati di massima forma di pregio, nel momento e nella misura in cui lo stesso andava ad ancorare il momento di esatta integrazione dell'acquisizione della qualifica di testimone al giuramento, ma noi stessi abbiamo preso le distanze da questa che è un'interpretazione oltremodo restrittiva di quello che è l'alveo applicativo della norma. Noi ci siamo limitati a dire e a richiamare non dottrina in questi termini. Noi abbiamo fatto, credo lo possa dire in termini obiettivi, una disamina il più possibile rigorosa che abbia ricompreso dottrina, minoritaria, maggioritaria e giurisprudenza. E sulla giurisprudenza noi abbiamo evidenziato, a prova di confutazione, che la giurisprudenza sull'articolo 319 ter, per quanto riguarda il momento di assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, non può essere certamente individuato nell'atto in cui vi è la ordinanza presidenziale di autorizzazione alla citazione, ex 468 Codice processuale di rito, ma al momento diverso e distinto della citazione medesima. E anche quel riferimento che abbiamo sentito alla scorsa udienza svolgersi, evocare a una sezione unita da parte dell'ufficio di procura per legittimare la sua diversa interpretazione del momento di assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, deve essere rispedito al mittente, perché su questo noi abbiamo proceduto a una verifica di quella, di quella sentenza che era stata richiamata. Si faceva un riferimento a una sentenza delle sezioni unite del 2014, non si diceva di più, credo che ci si riferisse perché è l'unica che tratta del reato di intralcio di giustizia alla giustizia e sia pure in parte anche del reato di corruzione, alle sezioni unite 51.824 del 2014. Ora, io prendo sempre le distanze da quella che è quella forma di sintesi del contenuto delle sentenze. In essa semplicemente si dice:
se sia configurabile reato di intralcio alla giustizia di cui l'articolo 377 Codice Penale nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza. Già soltanto questo in realtà ci farebbe capire che siamo in una stanza diversa. Non vi è nessuna forma di anche soltanto possibile addentellato in grado di rendere questa sentenza utile in termini ermeneutici a quello che è oggetto di devoluzione specifica in questo processo. Ma abbiamo fatto di più, abbiamo esaminato tutta questa sentenza e al di là dell'interessante sviluppo di alcune argomentazioni in materia di intralcio alla giustizia, del perché e del per come il consulente tecnico del pubblico ministero nell'ambito di quella vicenda potesse avere un ruolo di testimone su determinate soltanto questioni specifiche a lui fatte oggetto di richiesta di deposizione, do per assolutamente pacifico che in questa sentenza non si trovi neanche nel paragrafo 5, che è quello in cui vengono a essere evocati anche dei principi di diritto in relazione all'articolo 322, degli elementi che possano essere di anche soltanto indiretta, sì qui indiretta, significatività in relazione all'articolo 319 ter e in relazione specifica a quello che sarebbe il momento dal quale far decorrere l'assunzione da parte del testimone della sua qualità incontestata e incontestabile di pubblico ufficiale. E quindi, finendo davvero questa seconda argomentazione esposta dall'ufficio di procura, non vi è nessuna forma di contraddizione o nessuna forma di non lineare compatibilità nel momento in cui noi andiamo a individuare per il reato di cui l'articolo 319 ter, secondo quelli che sono i dettami suggeriti dalle varie sentenze di legittimità che abbiamo richiamato nel corso della nostra precedente discussione, rispetto a quello che è il diverso momento di assunzione e di rilievo del soggetto chiamato a rendere deposizioni nell'altro e diverso ambito previsto dall'articolo 377. Una cosa è parlare di reato di pericolo, un'altra cosa è parlare del reato per come è strutturato di cui al 319 ter, una cosa è la veste di testimone potenziale che si acquisisce certamente con l'autorizzazione alla citazione, ma altrettanto certamente non la veste formale e pubblicistica di teste che viceversa è l'unica che consente l'integrazione della fattispecie di quell'articolo 319 ter, come ampiamente evidenziato dalla pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria, e mi riferisco specificamente a quanto espresso a pagina 38 e seguente della memoria medesima. E mi avvio alla conclusione di questo mio intervento che volutamente, forse addirittura ho sforato quelli che erano i tempi che volevo ripromettermi di seguire, ma che volutamente abbiamo cercato di contenere. Un'ultima osservazione io credo la debba svolgere in relazione a quanto, anche qui con una certa brillante forma di suggestione, l'ufficio di procura ha espresso nel momento in cui si è ritenuto di doversi soffermare sugli effetti, la portata non soltanto mediatica della sentenza di assoluzione del dottor Silvio Berlusconi nell'ambito del procedimento senese, quel procedimento, per intenderci, sempre per corruzione in atti giudiziari, che vedeva il dottor Silvio Berlusconi imputato in concorso con il signor Mariani. Abbiamo sentito dire, sorprende che la difesa del dottor Berlusconi cavalchi quello che è un dato generico
atecnico di natura mediatica, perché si tratta di due processi diversi. Ora, si tratta di due processi diversi e si soggiunge con quindi presupposti anche diversi per quanto riguarda gli elementi su cui si è innestata poi la valutazione che ha condotto alla soluzione del dottor Silvio Berlusconi da parte dei giudici senesi. Ora, sarebbe troppo facile da parte di questa difesa anzitutto alzare il dito e svolgere una prima puntualizzazione. Il signor Pubblico Ministero si dimentica forse che dal 17 di novembre ultimo scorso non si deve soltanto parlare della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste di cui ha beneficiato il dottor Silvio Berlusconi a Siena, ma anche della sentenza romana nell'ambito della quale, sempre per l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, il dottor Silvio Berlusconi, in concorso con Mariano Apicella, è stato ugualmente fatto oggetto di assoluzione con la medesima formula, fatto non sussiste. E sia chiaro, dal momento che noi siamo rispettosi delle norme, e io ricordo perfettamente l'articolo 238 bis e il momento storico processuale nell'ambito del quale noi ci troviamo, io non ci penso minimamente, e ne avrei avuto tutto l'interesse, di depositare, dal momento che non è ancora cresciuta in giudicato, non ci penso minimamente a depositare la parte emotiva della sentenza romana, che pure ha tutta una serie di elementi dotati di particolare significatività in quello che è il processo decisionale che per molti aspetti presenta elementi di analogia con quello che noi ci aspettiamo essere lo stesso processo motivazionale al quale potrebbe pervenire questo Tribunale. Nulla di tutto questo, però ci sia consentita una prima osservazione oggettiva. Il processo a carico di Silvio Berlusconi in concorso con Danilo Mariani, il processo senese, il processo romano a carico del dottor Silvio Berlusconi in concorso con Mariano Apicella non sono tecnicamente, processualmente, due processi del tutto distonici e distinti rispetto a quello di cui ci occupiamo oggi. L'ufficio di procura sembra dimenticare che l'esercizio dell'azione penale nell'ambito di quei due processi, primigeniamente, originariamente, era avvenuto qui a Milano, nell'ambito del procedimento col tenitore, quello nell'ambito del quale il dottor Silvio Berlusconi è chiamato a rispondere dello stesso medesimo reato anche per tutte le altre imputazioni relative agli altri soggetti che si assume abbiano reso una falsa testimonianza. E soltanto per una questione meramente tecnica di natura processuale, ovvero l'accoglimento di una questione di incompetenza per territorio, quello che era l'originario processo contenitore ha avuto dei frammenti che sono finiti a far sì che la devoluzione, l'analisi, la valutazione nel merito riguardo alla fondatezza della prospettazione accusatoria sia stata fatta oggetto di devoluzione ad altra circoscrizione territoriale. Quindi prendere le distanze da parte dell'ufficio di procura riguardo a questi due processi da un lato è comprensibile, è umanamente comprensibile, dall'altro da un punto di vista tecnico molto meno, tanto è vero che sembra quasi, mi si perdoni la battuta che spero non sia eccessiva anche per l'ufficio di procura, sembra quasi la mamma che non voglia più riconoscere il figlio. E allora mi sia consentito di ricordare come in realtà quelle argomentazioni esposte, richiamate nell'ambito della sentenza senese, nell'ambito della sentenza romana, laddove si perviene a una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste a carico del dottor Silvio Berlusconi, sulla base di quelle stesse argomentazioni che abbiamo esposto in termini di sintesi poi nella nostra discussione orale e anche scritta alle scorse udienze, possono certamente riverberare effetti nel momento in cui
Si dice chiaramente, richiamando ad esempio Cassazione sezione sesta, in entrambi i casi, il numero 5017 del 7 novembre 2011, la 39008 del 6 maggio 2016 e altre, che nel momento in cui il delitto di corruzione postola un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e sinallagmaticamente la prestazione in utilità, nel senso che quest'ultima non può rilevare ex sé al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa, occorre avere una precisa, inequivocabile prova dell'esistenza di un accordo corruttivo, che questo è l'elemento straordinariamente rilevante al fine di poter dirsi compiutamente integrato il reato, e che le mere dazioni, a maggior ragione quando dazioni per le caratteristiche delle stesse, in chiaro, a soggetti dotati di profili di contiguità e di amicalità, non hanno un rilievo, se non meramente indiziario, del tutto privo di autosufficienza per pervenirsi ad una sentenza di condanna. Per tutta questa serie di ragioni, richiamando naturalmente tutto quanto già abbondantemente in precedenza esposto, ovvero devoluto alla vostra attenzione per iscritto, insisto a che si pervenga a sentenza di assoluzione del dottor Silvio Berlusconi perché il fatto non sussiste. Grazie. Grazie a lei. Presidente, deposito, sono veramente 5 pagine in realtà quello che è il percorso logico di questo mio intervento entro certi limiti svolto a braccio. Grazie. Grazie. Ci sono altri difensori che intendono intervenire? Avvocato Giarda per la difesa Giuliante. Prego. Signore del Tribunale, io sarò molto più sintetico in ragione del fatto che il Pubblico Ministero, dottor Gaglio, ha ritenuto di condensare le sue repliche in, diciamo, 1 pagina e mezzo e sulla base di quella che è stata la discussione di questo difensore e dell'avvocato Franchini, gli argomenti su cui il Pubblico Ministero ha ritenuto di replicare sono sostanzialmente 2. Uno che riguarda la questione relativa al, diciamo, mancato deposito, che questa è l'accusa che avrebbe fatto questo difensore alla pubblica accusa, della nomina a difensore nell'interesse di Karima El Marug dell'avvocato Giuliante e la questione relativa alla SIM intestata all'avvocato Giuliante, utilizzata da Karima El Marug. Sono 2 argomentazioni che sono state portate come elementi di prova dalla pubblica accusa e che questa difesa aveva pensato di aver già smontato nel corso della discussione, evidentemente lasciando qualche traccia nelle certezze del Pubblico Ministero che cercheremo in questo caso di smontare a questo punto documentalmente, perché evidentemente le argomentazioni orali non sono state sufficienti. Partiamo dalla questione relativa alla nomina. Non ripercorro tutto il discorso, credo che dal punto di vista documentale sia logico e chiarito nell'ambito della discussione fatta da questo difensore. Nella sostanza gli argomenti che porta il Pubblico Ministero sono 2. Primo, il fatto che io avrei sostanzialmente sovrapposto partendo dei presupposti errati, cioè il fatto che l'avvocato Giuliante non fosse difensore di Karima El Marug come indagata, ma fosse difensore di Karima El Marug come persona offesa, e secondo una teoria del Pubblico Ministero questa distinzione porterebbe a delle distinzioni anche nel rapporto tra soggetto assistito e difensore. Cioè, nella sostanza, se io sono difensore di un indagato posso tranquillamente parlare con il mio assistito, se io sono difensore di una persona offesa non lo posso fare, cioè lo devo fare con le garanzie del 391 bis. Mi sembra francamente una teoria che io non ho trovato in nessun manuale, e per fortuna, sinceramente che io debba utilizzare delle garanzie del 391 bis quando parlo con un'assistita che è persona offesa, sinceramente la trovo una teoria un po' sui generis. Cita anche il Pubblico Ministero una sentenza che è la 39898 del 2010,
basta andare a leggerla e non ha nessuna attinenza con tutta questa discussione. Nella sostanza il difensore nell'ambito di questo procedimento aveva impugnato la sentenza perché la sentenza emessa nell'ambito di un giudizio abbreviato si fondava su dichiarazioni difensive assunte dal difensore della persona offesa che secondo il difensore erano inammissibili. La sentenza dà due argomentazioni. Primo, è stata fatta la scelta del giudizio abbreviato con tutte le conseguenze del caso in ordine all'utilizzabilità di tutto il materiale probatorio, unitamente alle dichiarazioni difensive acquisite dalla persona offesa, e non esiste un principio in base al quale le dichiarazioni rese dalla persona offesa acquisite come indagini difensive sono inutilizzabili. Questo, e nella sentenza lo si dice chiaramente, significa che quelle dichiarazioni possono, non devono, possono essere acquisite con le garanzie del 391 bis e con le modalità del 391 bis, ma non esiste che io nel momento in cui parlo nel mio studio con la mia assistita dovrei verbalizzare tutto quanto mi viene detto dalla persona offesa. Questo mi sembra francamente troppo. L'altro argomento è quello che, e anche qui capisco il discorso relativo a quella che viene identificata come cortesia istituzionale. Nella trascrizione riprendo le parole del pubblico ministero. Che cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che nel corso della perquisizione fatta nell'ufficio dell'avvocato Giuliante sarebbero stati trovati dei documenti, diciamo che sono stati trovati 10 documenti, 9 di questi documenti sono stati messi alla vostra attenzione, un documento non è stato messo alla vostra attenzione. Qual è il documento? La famosa nomina come difensore dell'avvocato Giuliante. Questo sarebbe successo perché nell'ambito dell'acquisizione di questi documenti c'erano anche scambi di missive tra legali, quindi tra l'avvocato Giuliante e i difensori del dottor Silvio Berlusconi, in cui i difensori chiedevano di sentire, e questo sì con le garanzie del 391 bis, di sentire Karim El Mahroug come testimone, e c'è uno scambio di corrispondenza. Chiaramente, e ringrazio i pubblici ministeri, questo scambio di corrispondenza non è stato depositato in questo procedimento, ma discorso diverso è la nomina. La nomina è stata rinvenuta come documento allegato ad una memoria che l'avvocato Giuliante aveva depositato in quei giorni all'ordine degli avvocati una volta ricevuta l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. La memoria difensiva conteneva degli allegati tra cui la nomina dell'avvocato Giuliante a difensore della persona offesa. Quindi non c'entravano niente con gli scambi tra legali, per cui, ripeto, per cortesia istituzionale i pubblici ministeri non hanno depositato. Si accusa poi questo difensore, dice però la nomina ce l'avevi da tempo e non si capisce perché allora non l'hai depositata. Ebbene, io l'ho già detto nella discussione e sinceramente pensavo di essere stato chiaro, ma evidentemente non lo sono stato. L'avvocato Giuliante di questa nomina difensore ne parla il 15 di giugno del 2015, quando si presenta davanti ai pubblici ministeri. Dice: spiegai nel corso di quell'incontro del 6 ottobre che dovevo verificare eventuali incompatibilità perché oltre a difendere Lele Mora avevo depositato la nomina a favore di Ruby per i procedimenti di furto, percosse che emergevano dall'ordinanza del Tribunale dei minori. È dal 2015 che l'avvocato Giuliante ha spiegato alla pubblica accusa che lui era difensore. I documenti sono nel fascicolo del pubblico ministero, io constato semplicemente che di tutti quei documenti che sono stati sequestrati nell'ufficio dell'avvocato Giuliante, guarda caso, l'unico documento che non è stato depositato alla vostra attenzione è la nomina a difensore, che avrebbe superato tutte le obiezioni del 391 bis. Perché è stato deciso di depositarlo? Perché il testimone Bertoli, nel corso del suo controesame, ha detto chiaramente che lui della nomina non ne sapeva niente, non gli risultava l'esistenza di questa nomina, non risultava l'esistenza di una nomina dell'avvocato Giuliante nell'interesse di Karim El Mahroug, e allora a quel punto è stato necessario documentalmente smentire quanto detto dal testimone Bertoli. Quindi questo difensore sinceramente può depositare quando vuole le prove, non è che deve essere il pubblico ministero a dire quando depositarlo. È chiaro che nel momento in cui un testimone diciamo una cosa non corrispondente al vero nella migliore delle ipotesi, a quel punto deve essere documentalmente smentito, e così è stato fatto.
Quindi credo che questo discorso relativo alla nomina, spero, sia finalmente chiarito. Ancora più, documentalmente smentibile e mi sembra francamente un insistere su un argomento che non ha nessuna attinenza, è il discorso relativo alla SIM. Il discorso relativo alla SIM, lo sapete, è stata trovata una SIM intestata all'avvocato Giuliante. L'avvocato Giuliante ha ritenuto di fornire una spiegazione, e che è una spiegazione assolutamente credibile tramite questi difensori, che è stata data in uso a Karima El Mahroug. Nella replica del pubblico ministero si cita una mia dichiarazione che non è vera. Si cita una dichiarazione in cui si dice che l'avvocato Giarda avrebbe detto che quest'utenza non è mai stata utilizzata, e dice quella SIM non è mai stata utilizzata, tutte le intercettazioni sono su un'altra utenza, sembra che il difensore capovolga il ragionamento. Non è che quella SIM non sia stata utilizzata, questa è una circostanza sconosciuta perché quella SIM non è stata intercettata. Torneremo poi sul discorso del fatto che la SIM non è stata intercettata. Ora, basta leggere la trascrizione dell'udienza del 21 di settembre del 2022 per capire che quanto citato testualmente dal pubblico ministero non corrisponde a quanto io ho affermato. Nel corso della discussione io non ho detto che la SIM non è stata utilizzata, ho detto che non è stata utilizzata quando è stata attivata, ma è stata intercettata ed è stata utilizzata per mandare dei messaggi che, secondo quella che è la ricostruzione dei testimoni che sono venuti davanti a voi, sono assolutamente irrilevanti per il dibattimento. A pagina 41 della trascrizione del 21 settembre del 2022 io ho detto: questa è la cosa fondamentale, Ruby utilizzerà quel numero nei mesi successivi per mandare 2 o 3 messaggi sicuramente non rilevanti per questo dibattimento. Quindi io non ho mai detto che questa SIM non è stata utilizzata, è un argomento che ha tirato fuori il pubblico ministero, evidentemente non leggendo correttamente la trascrizione della discussione di questo difensore. Ma quello che ancora più stupisce è quanto il pubblico ministero ha detto al termine della sua discussione. Questa SIM non è stata intercettata. Non è stata intercettata perché non era intestata alla El Mahroug, era intestata a un avvocato che era stato anche il suo avvocato. Ci mancherebbe che l'avessimo intercettata. Ci mancherebbe che l'avessimo intercettata. Ebbene, evidentemente nel 2015 il pubblico ministero la pensava diversamente, perché il 29 di gennaio del 2015 il dottor Gaglio firmava il decreto di intercettazione di conversazioni e di comunicazioni in caso di urgenza, in cui la SIM intestata all'avvocato Giuliante e in uso a Karima El Mahroug, avente numero 334 94 60 532, intestata a Luca Giuliante e in uso a Karima El Mahroug, veniva intercettata. Veniva intercettata semplicemente perché il pubblico ministero, dottor Gaglio, nella sua motivazione, diceva che la PG aveva riferito con una nota che Karima El Mahroug utilizzava con molta probabilità un'altra SIM intestata al coindagato Luca Giuliante. La circostanza si evince da una conversazione tra la ragazza e Daniele Leo. Decreto di intercettazione che io depositerei, è già agli atti sicuramente, depositerei semplicemente per dimostrare che questa argomentazione non è fondata. Decreto di convalida disposta in via d'urgenza del GIP del 30 gennaio del 2015 e provvedimento di revoca dell'intercettazione di questa utenza del 27 febbraio del 2015. Ora, quando il pubblico ministero dice ci mancherebbe che l'avessimo intercettata, dice una cosa che non corrisponde alla documentazione che noi abbiamo agli atti. Perché? Perché si è ritenuto di intercettare, superando quelle che erano, le obiezioni evidentemente maturate 7 anni dopo dall'ufficio di procura, cioè che
la SIM era intestata a un avvocato che è stato anche il suo avvocato e quindi ci mancherebbe che lo intercettiamo, mentre nel 2015 non si sono fatti scrupoli nell'intercettare questo numero di telefono per 2 mesi e quindi di ascoltare, di intercettare, di acquisire documentazione su questo numero che evidentemente non aveva nessuna rilevanza perché nel vostro processo voi non avete nessuna evidenza probatoria di messaggi, scambi di comunicazioni con riferimento a questo numero di telefono. E quindi con questa argomentazione credo di aver esaurito i 2 argomenti che il pubblico ministero aveva ritenuto di sollevare nel corso delle repliche a questa difesa. Mi riporto al contenuto della discussione orale e insisto nel chiedere la soluzione. C'è un problema, Avvocato, perché in questa fase la produzione di documenti non è ammessa se non previa riapertura dell'istruttoria. No, allora lei può fare tutte le memorie che vuole e queste sono acquisibili, però se chiede formalmente l'acquisizione di documenti crea un problema processuale che per carità, se insiste affrontiamo. Ma credo che sia. Io credo che, siccome sono i provvedimenti di intercettazione, credo che siano già gli atti. Io la ridepositavo semplicemente per. Appunto, siccome se sono sì, già gli atti. Sono sicuramente già gli atti, li ridepositavo per comodità vostra. Però in questo momento non siamo in grado di controllare. Se sono già gli atti, bene, se non sono gli atti, e dopo farà una memoria e vedremo se sarà necessario riaprire l'istruttoria e acquisirli. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Presidente, giudici del Tribunale, un breve intervento da parte della difesa di Karim El Mahroug. Abbiamo ascoltato con attenzione le repliche del pubblico ministero che sostanzialmente per quello che riguarda la posizione di Karim El Mahroug vertono su pochi aspetti, 4 aspetti, forse qualcuno anche frutto di un misunderstanding in base a ciò che è stato detto in questa sede dalla difesa e ciò che evidentemente forse non detto adeguatamente o comunque non adeguatamente compreso. I rilievi che vengono formulati dal pubblico ministero attengono a 2 specificità, cioè da un lato il tema è l'accordo corruttivo, la sussistenza dell'accordo corruttivo, dall'altro invece il ruolo di pubblico ufficiale, se Karim El Mahroug abbia o meno mai assunto il ruolo di pubblico ufficiale. Con riferimento al primo aspetto, quindi alla sussistenza dell'accordo corruttivo, questa difesa aveva precisato che non vi è prova in questo procedimento che vi sia mai stato un accordo corruttivo e nel precisare questo ha detto che laddove la pubblica accusa individuava come momento di promessa, questo naturalmente è stata una tesi dell'accusa, al di là del fatto che possa essere o meno condivisibile, quell'incontro che si era tenuto ad Arcore successivamente alle perquisizioni del 14 gennaio 2011 presso tutte le abitazioni delle ragazze poi indagate, questa difesa aveva detto che Karim El Mahroug certamente non era stata ad Arcore in quel contesto e non aveva preso parte a quell'incontro. Da qui scaturiscono 2 riflessioni, una è una precisazione, cioè laddove ha detto che Karim El Mahroug non è mai stata ad Arcore, ha precisato in quel contesto, evidentemente non faceva riferimento alle cene e a quanto è stato già oggetto dei capi di imputazione dei procedimenti Ruby 1 e Ruby 2, anzi ricorda questa difesa che con riferimento proprio a quelle cene si precisò che Karim aveva partecipato a quelle cene, ma a quelle cene non avevano partecipato le altre ragazze, in particolare quelle ragazze che sono state tenute testi credibili dal Tribunale del Ruby 1 e Ruby 2. E quindi proprio aveva fatto menzione di questo. Ma tornando al punto che ci interessa in questo procedimento, il tema dell'accordo corruttivo, il pubblico ministero condivide questo, cioè ci dice sì, Karim El Mahroug non ha partecipato a quell'incontro ad Arcore, individuato come momento della promessa per le altre ragazze, ma attenzione, ci dice il pubblico ministero, la promessa sarebbe avvenuta nell'incontro presso lo studio dell'avvocato Giuliante del 6 ottobre del 2010. E questa precisazione ha un po' stupito questa difesa perché è una novità assoluta. Si è parlato moltissimo, molto a lungo in questo procedimento di quell'incontro presso lo studio dell'avvocato Giuliante al quale sono state date connotazioni differenti, si è parlato di un'indagine difensiva espletata non con le modalità adeguate, questo è stato il primo tema, argomento
cavalcato, diciamo, dalla Procura. Si è parlato del fatto che in quel contesto sia stata interrogata Karima in relazione alle dichiarazioni che aveva fatto ai pubblici ministeri nel luglio-agosto precedente, prima che partisse il procedimento Ruby 1 e Ruby 2, diciamo quello a cui poi è scaturito il procedimento, ma mai e poi mai si è parlato del fatto che in quel frangente a Karim El Mahroug fossero state esternate delle promesse. E devo dire che, tra l'altro, questo è molto poco logico e molto poco comprensibile, nel senso che significherebbe che in quel frangente, nell'ambito del quale si acquisiva per la prima volta la notizia di alcune rivelazioni da parte di Karim El Mahroug, in quel momento qualcuno, certamente non l'interessato principale, il concorrente, quindi il dottor Berlusconi, che non era pacificamente presente a quell'incontro né aveva notizia in tempo reale dei contenuti di quell'incontro, qualcuno avrebbe ipotizzato di fare delle promesse. Allora è un cortocircuito, nel senso che un altro cortocircuito, si è parlato anche di cortocircuito in questo procedimento, nel senso che la promessa, se mai fosse stata fatta, cosa della quale non è mai emerso da nessun atto, da nessuna dichiarazione e che quindi emerge in queste repliche, sarebbe stata fatta da chi? Da un soggetto che non è il corruttore, che non ha mai parlato col corruttore, e ad un soggetto che certamente non è un pubblico ufficiale. E il fatto che non sia e non fosse pubblico ufficiale Karim El Mahroug in quel frangente è un dato pacifico, se solo si pensi che addirittura l'iscrizione alla notizia di reato nei confronti di Berlusconi è avvenuta il 1° dicembre del 2010, quindi alcuni mesi successivi all'incontro del 6 ottobre. Quindi evidentemente questo non può essere utilizzato come momento identificativo del presunto accordo corruttivo. Né avevo detto e ribadisco, possono essere ritenute prove dell'accordo corruttivo quelle dichiarazioni, quelle intercettazioni, utilizzabili o meno che siano, che ricaviamo dalle sentenze Ruby 1 e Ruby 2, effettuate sulla base di intercettazioni del telefono di Karim El Mahroug, sempre in quel periodo, cioè successivamente alle sue dichiarazioni, quindi nell'autunno del 2010, per le stesse argomentazioni. Cioè in quel momento Karim parlava e cercava di motivare il perché, appariva su tutti i giornali, e quindi cercava di dire: ma io da questa situazione ricaverò qualcosa, questo è il senso di quelle telefonate, ma al di là del senso che si voglia o meno attribuire a quelle telefonate, certamente sono dichiarazioni che riguardano un momento nel quale Karim non era pubblico ufficiale. Ma quando Karim diventa pubblico ufficiale? Per questo è il secondo tema sul quale la pubblica accusa replica. Questa difesa aveva precisato che Karim El Mahroug ha un ruolo diverso dalle altre imputate, e l'aspetto della diversità deriva dal fatto che la sua deposizione è avvenuta soltanto nell'ambito del procedimento cosiddetto Ruby 2 Fedeminetti Mora 507, e solo in quell'ambito. Allora si era detto nella difesa: in quel procedimento Karim El Mahroug, se si vuole aderire a quella giurisprudenza che non si condivide da parte di questo difensore, che individua nel momento ammissivo l'ordinanza ammissiva del Tribunale della richiesta dei testi, quindi dei testimoni, il momento ammissivo, cioè l'ordinanza dell'aprile 2012, combacia esattamente col momento nel quale l'ordinanza di questo Tribunale ha precisato che in quel momento le imputate e in allora testimoni erano già sostanzialmente indagate, e quindi nel Ruby 2, chiamiamolo così, unico procedimento nel quale Karim El Mahroug ha reso testimonianza, l'imputata non aveva mai assunto il ruolo di pubblico ufficiale. E allora che cosa ci dice nelle repliche il pubblico ministero? Ci dice: attenzione, perché comunque non si può dimenticare che nell'altro procedimento, quello a carico di Berlusconi, il cosiddetto Ruby 1, Karim El Mahroug era stata ammessa come testimone, sempre in base alla medesima giurisprudenza, nel novembre del 2011, e quindi almeno per un breve lasso di tempo, novembre 2011, aprile 2012, sarebbe stata pubblico ufficiale. La difesa aveva detto in questo contesto: attenzione, perché quindi si assume il ruolo di pubblico ufficiale anche se poi non lo si esercita mai? E fino a quando rimane addosso questo ruolo di pubblico ufficiale mai esercitato? Se non fosse intervenuta l'ordinanza, paradossalmente lo sarebbe ancora oggi, questo pubblico ufficiale che non ha mai avuto esercizio della sua attività di pubblico ufficiale. In allora questa difesa aveva portato un'altra argomentazione, aveva detto: ad abbondanza vi segnalo che comunque Karim El Mahroug
avrebbe dovuto essere considerata indagata sostanziale comunque sin dal principio, sin dall'origine del Ruby 1. E questo in quanto, si era detto e si ribadisce, Karim El Mahroug, quando fu sentita dai pubblici ministeri in allora minorenne, da cui in quelle dichiarazioni luglio-agosto 2010, aveva pacificamente dichiarato in allora e poi ribadito successivamente anche in dibattimento, aspetto importante perché non c'è una rettifica di quelle dichiarazioni, questo dato si rileva dalla lettura della sentenza Ruby 1, che lei non aveva mai avuto prestazioni, non aveva mai svolto attività sessuale, mai avuto atti sessuali con Berlusconi. Dichiarazione di Karim El Mahroug, unica dichiarazione di Karim El Mahroug, ritenuta da subito dalla pubblica accusa inattendibile, inveritiera, tanto che era stata richiesta, come si è già detta, era stata formulata la richiesta di rinvio giudizio e poi era stato fatto il giudizio immediato nei confronti di Berlusconi, proprio per quel reato lì, cioè aver avuto rapporti sessuali con una ragazza minorenne. E allora questa difesa aveva detto: o si crede o non si crede. Nel momento in cui di indagini non si crede, è doveroso iscrivere una notizia di reato a suo carico per il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero commesse dall'allora Karima minorenne, quindi nel luogo Genova, avanti al Tribunale per i minorenni. Questa iscrizione di notizia di reato evidentemente non è mai avvenuta e le ragioni sono intuibili. In quel momento si voleva una Karim El Mahroug attendibile, avrebbe dovuto essere un test importante, ma tanta era la valutazione in attendibilità che poi si è detto nessuno ha voluto più sentirla, ed è stata sentita, e questo l'ha detto l'avvocato Pensa, è stata sentita per volontà del Tribunale, cosa innegabile, lei almeno sì, perché è stata sentita come 507, quindi all'esito dell'istruttoria dibattimentale del Ruby 2. Allora ci dice, e vengo al punto, il pubblico ministero: attenzione avvocato Boccardi, questa richiesta di non inutilizzabilità degli atti, ma valutazione della indagata sostanziale Karim El Mahroug sin dal principio del procedimento avrebbe dovuto essere avanzata in un'altra fase del giudizio. Io ritengo che questo aspetto sia un aspetto che non corrisponde a verità. Io non ho individuato una norma prima della riforma Cartabia, sottolineo prima della riforma Cartabia perché adesso la norma c'è ed è il 335 quater, proprio in quanto mancava questa disposizione, cioè mancava un termine entro il quale le difese potessero eccepire il fatto quando dovesse essere retrodatata l'iscrizione di reato. Quindi l'iscrizione sul 335 oggi lo sappiamo, deve essere fatta un'apposita richiesta dalla difesa entro 20 giorni da quando la difesa apprende che c'è un sostanziale indagato e allora può eccepire, ma fino a il dicembre del 2022 questa norma non esisteva e se l'inutilizzabilità degli atti, che è quello che poi è stato fatto in questo procedimento con riferimento a un altro aspetto, cioè all'utilizzabilità di quelle dichiarazioni rese come testimoni da soggetti in realtà sostanzialmente indagati, si può eccepire ai sensi del 191 in qualunque stato e grado anche d'ufficio, certamente, e quindi è stato fatto nell'ambito del dibattimento quando si è ritenuto, e ben questo collegio avrebbe potuto farlo anche autonomamente in sede di sentenza, del pari questo collegio potrà valutare il fatto che Karim El Mahroug fosse sostanzialmente indagata, dovesse essere indagata, perché il dato era pacifico, cioè a quelle dichiarazioni la procura non credeva, e il dato è pacifico, non ha creduto neppure dopo, tant'è che la condanna di Berlusconi, l'assoluzione di Berlusconi in appello e la condanna morale di Karim El Mahroug in appello è proprio questa, cioè aver posto essere atti sessuali senza sapere conoscere l'età. E allora che sia vero o che sia falso, a questo la procura non credeva e quindi in questo senso si è lamentato il fatto. Questo discorso, lo si badi bene, è stato fatto ad abbondanza, nel senso che la principalità del discorso è che Karim El Mahroug non ha mai assunto il ruolo di pubblico ufficiale in quanto non ha mai deposto in quel procedimento. Ma se questa linea non venisse accolta, ecco che subordinatamente si chiede di valutare anche questo aspetto. L'ultimo piccolissimo aspetto sul quale mi permetto di intervenire, e che anche questo credo che sia frutto di un misunderstanding della procura, questa difesa nel commentare le dichiarazioni testimoniali e anche quelle non testimoniali che abbiamo acquisito come SIT o documentazione, mi riferisco all'avvocato Verzini, alle dichiarazioni dell'avvocato Verzini, aveva commentato ampiamente l'attendibilità, non attendibilità di quelle dichiarazioni, la veridicità, e non torna su quel punto. Ma siccome c'è un punto di quelle dichiarazioni che viene richiamato in replica dal pubblico ministero, mi permetto di spiegare il significato di quanto dicevo. Cioè, nella difesa, la difesa ha detto nella sua discussione finale che nel momento in cui Verzini ha fatto quelle dichiarazioni ai giornali che sono state acquisite, ovvero che ci sarebbero stati dei pagamenti
in Messico a favore di Karim El Mahroug, queste dichiarazioni e il sapere di Verzini non poteva essere tale, la sua conoscenza non poteva essere tale. E questo perché? Perché Verzini aveva difeso Karim El Mahroug, ha difeso Karim El Mahroug per un solo mese e non ha mai più avuto contatti con la ragazza, né vi è prova che ne abbia mai più avuti, d'accordo? Soltanto in un mese che risale al giugno 2011. Quindi parliamo dell'inizio del processo Ruby 1, parliamo di un momento che è precedente all'ordinanza di quel collegio, novembre 2011, parliamo di un momento in cui Karim El Mahroug sul Messico non aveva nessuna velleità, non aveva mai espresso questo. Come fa il pubblico ministero in repliche a contrastare questa argomentazione? Ci dice che Karim El Mahroug avesse già in mente il Messico è provato dal fatto che quando fu chiamata a testimoniare davanti al tribunale nel procedimento contro Berlusconi, parliamo del dicembre 2012, un anno dopo rispetto alla difesa di Verzini, la ragazza, come ho documentato io stessa allora producendo la documentazione, si trovava in Messico per una vacanza. Poi tornò e sappiamo come andò, tutti rinunciarono ad ascoltarla. E ci dice il pubblico ministero, le dichiarazioni di Verzini in realtà, siccome sono successive, cioè il 2014, le pubblicazioni sui giornali, evidentemente lui poteva sapere del Messico. Sì, certo, poteva sapere dai giornali del Messico, perché questa notizia che lei fosse in Messico apparì su tutti i giornali, ma certamente non poteva sapere di versamenti all'estero o di qualcosa che la ragazza gli avesse riferito, perché la mia precisazione era riferita a cosa lui potesse aver appreso direttamente dalla ragazza nell'ambito della sua difesa. E allora la sua difesa, lo ribadisco, è avvenuta nel 2011 ed è avvenuta in un momento in cui Karim El Mahroug non era pubblico ufficiale, al di là dell'interpretazione che si dia a quell'ordinanza ammissiva e del fatto che abbia o meno assunto ruolo di pubblico ufficiale in quel procedimento. E aggiungo un ultimo aspetto a precisazione, a completezza di questa argomentazione ultima sull'avvocato Verzini. L'avvocato Verzini fu poi chiamato, e queste SIT sono acquisite agli atti, e precisò, se volete vi leggo le parole esatte, precisò nelle sue SIT che fu un po' esagerato nel dichiarare che aveva certezza, in quanto non aveva assolutamente alcuna certezza, ma erano delle sue supposizioni. Vi leggo, se la trovo un secondo, la dichiarazione esatta, in modo tale che non dobbiate neppure cercarla. L'avvocato Verzini nelle sue SIT ha detto: ho esagerato a scrivere, e si parla della corrispondenza avuta con chi ha scritto l'articolo, Biondani mi sembra che fosse. Ho esagerato a scrivere sono certo sul versamento in Messico, ciò in quanto non avevo una certezza sorretta da prove, ma ne ero convinto. Quindi è chiaro che è una sua valutazione, era in allora una sua valutazione, e come tale deve essere presa in esame da questo collegio. Mi azzittisco e ringrazio. Grazie a lei. Chi vuole intervenire? Presidente, intervengo io per la difesa Risso, avvocato Andrea Costa, per il verbale. Devo confessarvi che anch'io, come i colleghi e come il collega Tortorelli, abbiamo discusso a lungo se fosse il caso o soltanto anche opportuno replicare alla luce di quanto argomentato dal pubblico ministero in sede di repliche, perché è ovvio che il perimetro dialettico in questa precisa fase del processo è stato delimitato dal pubblico ministero sulla base delle considerazioni che ha svolto nel corso della scorsa udienza. Argomentazioni, credo, che hanno una valenza e un peso significativamente trascurabile rispetto, se parametrate, al complesso delle argomentazioni difensive che sono state portate alla vostra attenzione. Tant'è, per scrupolo difensivo, si dice così, i civilisti lo chiamerebbero tuziorismo, vale la pena allora rivolgere qualche considerazione, qualche piccola pennellata dialettica in risposta a quanto sostenuto dal pubblico ministero. Inverto per ragioni sistematiche, per inserirmi in quanto vi ha riferito poc'anzi l'avvocato Boccardi, inverto l'ordine delle argomentazioni spese nel corso della scorsa udienza dal pubblico ministero per quanto riguarda la posizione Risso, per segnalare soltanto una circostanza che credo pacifica e di chiusura e che dissipi ogni dubbio
Sulla questione pubblico ufficiale sì, pubblico ufficiale no, naturalmente noi siamo interessati perché costituisce l'ipotesi corruttiva il presupposto giuridico, l'antecedente giuridico rispetto all'ipotesi di riciclaggio che viene contestata a Risso al capo 41. Il problema dell'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale da parte della signora El Mahroug, a prescindere dalle considerazioni assolutamente pacifiche che vi sono state ricordate anche questa mattina sul momento in cui si assume la qualifica di pubblico ufficiale, cioè di testimone, al momento della citazione, la giurisprudenza è pacifica, ve l'ha elencata, ve l'abbiamo segnalata noi, lo ha fatto in maniera naturalmente più compiuta e diffusa e molto più convincente l'avvocato Cecconi, ma è un dato pacifico giurisprudenziale. Ma a prescindere da questo, credo che sia sufficiente leggere il capo di imputazione, che non è stato mai modificato nel corso del processo dal pubblico ministero, che pure è il signore dell'imputazione, è il dominus. Quindi ha tutte le possibilità, se avesse ritenuto che il capo di imputazione fosse inesatto o dovesse essere corretto ed emendato, di farlo attraverso le contestazioni suppletive. I dati identificativi della corruzione, dell'ipotetica asserita corruzione descritta al capo 18. Dopo aver premesso il momento di assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, che naturalmente è una precondizione per un reato proprio, quale quello di corruzione, individua al pubblico ministero nella descrizione dell'imputazione l'atto contrario e segnatamente alla lettera A dell'imputazione, ripeto, capo 18. Concorrevano nel compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, e questo è l'elemento qualificativo e connotante l'ipotesi corruttiva. In particolare, Karima El Mahroug per rendere e per aver reso le false testimonianze descritte al capo 17, per rendere e aver reso le false testimonianze descritte al capo 17. Il capo 17 riguarda soltanto il Ruby 2. Il processo cosiddetto Ruby 2 non si fa cenno in alcun modo, in alcun momento, a un compimento di un atto contrario, sia pure in forma anticipata come dolo specifico, oppure come elemento consumativo della corruzione, al processo Ruby 1. Si tratta soltanto del processo Ruby 2. E valgono pertanto le considerazioni dell'ottima collega Boccardi sul momento di pretesa assunzione della qualifica pubblicistica, che coincide esattamente con il momento in cui la signora El Mahroug doveva essere considerata ed è stata considerata da voi quale indagata sostanziale. E il cerchio si chiude, perché non è contestato alcun atto contrario, neppure rientrante nel fuoco del dolo, relativo al processo Ruby 1. Non se ne fa menzione. Concludo la questione del riciclaggio, perché noi avevamo sommessamente chiesto in discussione che il pubblico ministero ci chiarisse quello che a noi pareva un paradosso temporale e giuridico, cioè il fatto che l'ipotesi di riciclaggio fosse stata contestata a partire in forma aperta, ma con l'indicazione del solo momento iniziale della consumazione, dal settembre del 2011, mentre l'ipotesi corruttiva che dovrebbe costituire, come vi ho già segnalato, il reato presupposto, dal 2013, perché è indicato soltanto il momento di consumazione finale dell'ipotesi di corruzione, fatti commessi in Segrate Milano nel febbraio del 2015, tra parentesi data di ultimo pagamento, è una contestazione in forma aperta, ma la data iniziale, la prima data, cronologicamente parlando, del reato corruttivo è indicata nel primo capoverso della contestazione di corruzione nel giugno del 2013. E allora avevo metaforicamente sollecitato il pubblico ministero a chiarire questo
mistero, questo paradosso, questo nodo gordiano impossibile da sciogliere? Il pubblico ministero ha detto, mi sembra di aver capito bene, effettivamente la contestazione del riciclaggio decorre dal settembre del 2011 perché noi riteniamo esserci state delle dazioni anche in quella fase, punto. Questa è stata la replica. Non so che contributo dialettico e quale aiuto nel vostro percorso decisionale che vi accingete ad intraprendere possa aver esercitato questa affermazione, ma questa è stata la replica. Cioè, di fronte a un paradosso irrisolvibile, il pubblico ministero ha semplicemente confermato che effettivamente la contestazione di riciclaggio anticipa quella di corruzione. E sull'ipotesi corruttiva il pubblico ministero ha detto, attenzione, la contestazione è una contestazione in forma aperta perché c'è un inciso tra l'altro, cioè virgola, tra l'altro, virgola, e quello allora sta a significare che le dazioni indicate siano soltanto esemplificative ma non esaustive. E noi come ci si difende in un caso del genere? Perché non se ne fa cenno nella memoria, non se ne è fatto cenno attraverso i testimoni, attraverso le prove, non è indicato nella contestazione, la contestazione che ruolo ha, l'enunciazione del fatto contestato in forma chiara e precisa, che significato ha, se può essere superata soltanto dall'inserimento di un inciso tra gli altri o tra l'altro per quanto riguarda i pagamenti. Rimane l'evidenza, come abbiamo già detto, con il contributo delle prove documentali e dei richiami probatori che abbiamo effettuato in sede di discussione, che il famoso conto svizzero a cui si riferisce la contestazione specifica del capo 41 è stato alimentato in epoca ben precedente all'assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, addirittura un rapporto di conoscenza tra il signor Risso e la signora El Marug, in epoca ben precedente a quando si sono anche soltanto conosciuti, e pertanto non si può che ricavare che questo conto sia stato alimentato in entrata da provviste che provenivano direttamente da Luca Risso e quindi del tutto eterogenee rispetto ai fatti sottoposti al vostro illustrissimo vaglio. Chiudo il mio intervento di replica, che mi auguro sia stato estremamente sintetico come era nelle mie intenzioni, soltanto per una precisazione per quanto concerne il reato di falsa testimonianza, il capo 40. Come ricorderete, le argomentazioni difensive erano piuttosto articolate e sollecitavano anche un'interpretazione conforme dell'articolo 238 bis, in modo tale che l'acquisizione di una sentenza resa nell'ambito di un altro processo non dovesse risolversi in una sorta di celebrazione di quel processo, ma fosse rimessa poi ai principi sacrosanti del libero convincimento e della integrale valutazione delle prove. E mi ero limitato a richiamare una sentenza che poi è stata oggetto di commento anche del pubblico ministero, che in maniera estremamente chiara, precisa, ha enunciato un principio, credo, assolutamente pacifico, logico, per nulla particolare. La sentenza è la 41.766 del 2017, in occasione della quale il Supremo Collegio, e segnatamente la sezione sesta, afferma tra l'altro che le sentenze divenute irrevocabili costituiscono, acquisite nell'ambito di un altro processo, costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le prove in esse utilizzate non sono sottratte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento. E qui la Cassazione, nel proseguire poi il proprio argomentare, richiama due casi: la sentenza acquisita nel cui testo motivazionale vengano citate dichiarazioni rese in quel procedimento e anche esiti captativi. E la Cassazione dice: attenzione, sicuramente la sentenza passata in giudicato può costituire una prova depotenziata che necessita comunque di elementi esterni di conforto rispetto a quei fatti, ma non potrà mai costituire un veicolo che aggiri i metodi acquisitivi, i criteri acquisitivi stabiliti da altre norme per l'utilizzabilità in altro procedimento di prove. E allora il richiamo è assolutamente all'articolo 270,
e, per quanto riguarda le dichiarazioni rese in altro procedimento, all'articolo 238,2 bis. Il pubblico ministero ha replicato affermando che i verbali, i decreti e tutto il materiale riferibile alle intercettazioni acquisite nell'ambito dei procedimenti Ruby 1 e Ruby 2 fossero presenti nel fascicolo del pubblico ministero. Ma poco importa, Presidente, dovevano ritualmente essere acquisiti in questa sede, nel contraddittorio e davanti a voi. Quelle captazioni non sono state acquisite e mi associo assolutamente alle considerazioni dell'avvocato Cecconi nel assolutamente affermare la totale irritualità e intempestività di un'istanza ex articolo 507 in sede di repliche ad istruttoria chiusa. E quindi, alla luce di queste brevi osservazioni, nel ringraziarvi per l'attenzione, insisto nelle già rassegnate conclusioni. Grazie. Ci sono altri difensori? Nessuno vuole intervenire? Va bene, allora rinviamo al 15 come già programmato per verificare la possibilità che solo per via magari dei disguidi dell'Aula solo i difensori oggi sostituiti d'ufficio eventualmente possano richiedere di effettuare repliche ovviamente innovative e corrispondenti a repliche dell'accusa, fondate su repliche dell'accusa solo per questo, e poi non so, l'avvocato Gianantuoni era venuto nel mio ufficio a preannunciare delle dichiarazioni spontanee della sua assistita. Sconferma? Sì, Presidente, delle brevissime dichiarazioni spontanee. Grazie. Quindi il programma dell'udienza è questo. E poi ovviamente la Camera di Consiglio. Grazie, allora ci rivediamo 9:30, Bunker 1, 15 febbraio. Grazie a voi. Sarebbe più comodo anche per noi. Le aule, diciamo, nostre aule disponibili non sono idonee e posso verificare se c'è un'aula più grande, nel caso che ci sia disponibile qua un'aula più grande dell'aula 7, che l'aula 7 non... Va bene, cercheremo. Grazie. Comunque se non sentite notizie via PEC è confermato il Bunker 1, altrimenti vi faccio sapere.